Il Veneto e il Nord-Est soffrono di un ritardo infrastrutturale di oltre 30 anni. Mentre Germania, Francia e Spagna hanno più che raddoppiato dal 1975 ad oggi autostrade, ferrovie, porti e aeroporti, i veneti continuano a muoversi su infrastrutture datate e insufficienti. Sulle ragioni del ritardo e sulle richieste infrastrutturali del Veneto al governo si è discusso a Venezia, in un convegno promosso dalla Conferenza regionale dell'economia del lavoro. Presente il vice ministro Roberto Castelli, al quale il presidente del Consiglio Marino Finozzi ha rivolto alcune precise richieste. Abbiamo chiesto al ministro Castelli di recuperare il gap di ritardo infrastrutturale che il Veneto ha sofferto quando l'Est per noi era un pericolo. Oggi l'Est è un'opportunità, quindi idrovia, alta capacità, alta velocità, autostrada Venezia-Trieste che ha bisogno di essere messa nelle condizioni di essere un crocevia non imbuto, e quindi speriamo che con questa iniziativa il Ministro torni a Roma con le idee chiare su cosa ha bisogno il Veneto. Franco Frigo del Partito Democratico ha dal canto suo richiamato la necessità di una maggiore condivisione in tema di opere pubbliche. In questi anni si è avviato una serie di iniziative nel campo infrastrutturale che stanno obiettivamente modernizzando la nostra regione, ma c'è bisogno di un maggiore consenso. Occorre riprendere un contatto con le realtà territoriali, occorre essere più chiari nella programmazione.